TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario parlando di sport. Venezia Football Club e Nocta svelano la nuova maglia home per la stagione 2025-2026. La maglia si ispira alla cartografia del XV secolo e alla lunga tradizione di Venezia come centro di conoscenza, esplorazione e scambio culturale. La base, interamente nera, è arricchita da elaborati motivi che richiamano la visione del mondo propria di quell'epoca. Un tempo in cui Venezia era considerata una porta verso l'ignoto, una città di idee e un punto di riferimento globale. Realizzata con lo stesso tessuto ad alte prestazioni indossato dagli atleti, la maglia presenta inserti laterali in mesh e dettagli come lo stemma del Venezia FC in TPU, il logo Nocta e l'iconica stella della Basilica di San Marco sulla retro del collo, con inserti arancioni e verdi che attraversano la maglia dalle spalle fino all'orlo. Cambiamo argomento, passiamo alla cronaca. Intervento dei vigili del fuoco alle 18:15 di martedì 22 luglio per un tamponamento tra due auto in autostrada A4 direzione Trieste tra Padova ed Olo al chilometro 366. Due persone sono rimaste ferite. Le squadre dei vigili del fuoco giunte da Padova e Mira, dopo aver messo in sicurezza i mezzi, hanno estratto dalle lamiere due donne all'interno di un'auto per poi affidarle alle cure del personale sanitario del 118. Fortunatamente illeso il conducente dell'altro mezzo. L'autostrada è stata chiusa durante le operazioni di soccorso. Sul posto la polizia stradale per l'accertamento sulle cause del sinistro. Ancora cronaca. Nei giorni scorsi i carabinieri di Chioggia hanno controllato due esercizi di ristorazione della zona. Le violazioni riscontrate sono riconducibili sostanzialmente all'inosservanza delle norme in materia igienico-sanitaria per entrambi gli esercizi controllati. Inoltre, al titolare di uno dei ristoranti è stata contestata la violazione delle procedure inerenti alla tracciabilità alimentare. I militari al termine degli accertamenti hanno elevato sanzioni amministrative per complessivi 3.500 euro. Nell'ambito del medesimo servizio, gli operanti hanno controllato 10 imbarcazioni, sanzionando amministrativamente 7 diportisti per inosservanza delle norme sulla navigazione e il proprietario di una motopesca, con una sanzione di 2.000 euro per assenza di documentazione di registrazione relativa a circa mezzo quintale di molluschi. Voltiamo pagina. Sabato 26 luglio Mestre si trasformerà ancora una volta in un grande palcoscenico a cielo aperto con Via Piave in festa, che per questo appuntamento estende il suo percorso espositivo fino ai giardini di Via Piave, diventando un tutt'uno con la programmazione estiva di Via Piave Summer Garden. Dalle ore 18 fino a mezzanotte sarà possibile passeggiare tra stand gastronomici, bancarelle di artigianato locale, negozi aperti e spettacoli lungo tutta la via, senza dimenticare lo stage con il grande LED wall installato davanti alla chiesa, fulcro dell'attività musicale e di animazione. Promossa dal Comune di Venezia in collaborazione con Vela SPA e le realtà associative e produttive del territorio, l'iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di rigenerazione urbana e valorizzazione delle aree cittadine. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.